Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. In apertura l'ennesimo incidente mortale sul lavoro in Sicilia ed esattamente a Ucria in provincia di Messina. La vittima è un operaio di 49 anni che ha perso la vita mentre si trovava in un cantiere per un'opera di adeguamento sismico e idrogeologico. In base a quanto emerso l'uomo sarebbe uscito fuori strada con una betoniera finendo in una scarpata e morendo sul colpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 coadiuvati dai tecnici del soccorso alpino, ma purtroppo per l'operaio non c'è stato nulla da fare. Boom di condanne anche in appello ai mafiosi palermitani accusati di aver tentato di riorganizzare la cupola di Cosa Nostra dopo la morte del capo dei capi Totò Riina. È arrivato il verdetto d'appello dell'inchiesta Cupola 2.0 con la sentenza che vede coinvolti complessivamente 48 imputati. Per i collaboratori di giustizia Filippo Bisconti e Francesco Colletti i giudici hanno disposto la scarcerazione. Passiamo adesso alla politica. Bernadette Grasso, prima dei non eletti di Forza Italia nella circoscrizione provinciale di Messina, è da oggi una deputata dell'Assemblea regionale siciliana. Subentra l'ex capogruppo Tommaso Calderone, che ha optato per il seggio alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Barcellona Pozzo di Gotto. La parlamentare ha annunciato di aderire al gruppo di Forza Italia che fa capo a Stefano Pellegrino, legato al governatore Renato Schifani. E chiudiamo con il meteo. Prosegue il bel tempo in Sicilia, la giornata di domani sarà soleggiata con qualche possibile annuvolamento. Nella mattinata il cielo sarà prevalentemente sereno sull'intera isola, nel pomeriggio invece si presenteranno alcune nubi passeggere, ma comunque non sono previste precipitazioni. Le temperature saranno in lieve calo rispetto ai giorni precedenti, ma con massime ancora al di sopra delle medie stagionali. Ed è tutto per questa edizione. Dalla redazione di New Sicilia l'augurio di una buona serata. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio nel centro storico mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20 Uzzukku, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.